Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Tele Friuli. È arrivata stamattina in Slovacchia la colonna della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia che allestirà un campo da 250 posti per i profughi ucraini. Da alcune ore, ha reso noto il vicepresidente della Giunta regionale Riccardo Riccardi, 26 volontari e 7 funzionari, di cui 2 della Protezione Civile Nazionale, stanno lavorando per allestire 30 tende dotate di illuminazione e riscaldamento e per montare una cucina da campo, le docce e i servizi necessari. Voltiamo pagina. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, lunedì sarà a Palmanova per una visita istituzionale all'Hub Nazionale della Protezione Civile. La visita è stata voluta dallo stesso Draghi per ringraziare con la sua presenza il sistema della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia e la Regione per il lavoro svolto in queste settimane nella gestione degli aiuti per il popolo ucraino. Vediamo. Lunedì pomeriggio il Presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Palmanova, visiterà la sede della Protezione Civile assieme al capo Dipartimento Nazionale Fabrizio Curcio. Un'occasione per vedere in prima persona il centro di stoccaggio di farmaci destinati ai cittadini ucraini e per un confronto sulla gestione dell'accoglienza dei profughi che fuggono dalla guerra. Il Premier dovrebbe arrivare a Palmanova attorno alle 15 per fermarsi un'ora e mezza. La missione è organizzata dalla Presidenza del Consiglio e dalla Protezione Civile Nazionale. La presenza in Friuli Venezia Giulia della quarta tra le più alte cariche dello Stato è legata all'arrivo nel territorio nazionale dei profughi ucraini. Dei 50.000 giunti in Italia, infatti, circa la metà lo ha fatta attraverso i confini della nostra regione. 2.000 sono quelli accolti in questo momento nel nostro territorio. La presenza di Draghi e Curcio sarà un riconoscimento per il lavoro che la Protezione Civile regionale sta svolgendo, coordinando anche le altre, sul fronte dell'emergenza scoppiata dopo il conflitto in Ucraina. Sul tavolo anche le problematiche operative legate all'accoglienza che saranno affrontate con Fedriga, anche in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, e con Riccardo Riccardi, vicegovernatore con delega alla Protezione Civile. Passiamo adesso ai dati sull'andamento della pandemia, perché per il quinto giorno consecutivo in Friuli Venezia Giulia i nuovi contagi hanno superato quota 1000. Oggi sono stati rilevati 1179 nuovi contagi complessivi attraverso 10.873 tamponi. 2 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Calano a 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, così come calano a 125 le persone ospedalizzate negli altri reparti delle aziende sanitarie regionali. Le persone in isolamento infine tornano a superare quota 20.000, sono esattamente 20.282 i corregionali bloccati in casa perché positivi. Passiamo alla cronaca. È stato spento intorno all'1 della scorsa notte il vasto incendio divampato ieri mattina in un'azienda agricola di Budoia. Le fiamme hanno distrutto un deposito di fieno. Vediamo. L'allarme è scattato non appena i proprietari hanno visto alzarsi le fiamme che hanno invaso il capannone che conteneva il fieno. Sul posto sono arrivati con diverse squadre i vigili del fuoco del comando di Pordenone, con il supporto dell'autobotte e l'aiuto dei pompieri americani della base di Aviano, che hanno lavorato per ore per spegnere il fuoco. A intervenire sono stati anche la forestale per evitare danni al vicino bosco e la protezione civile di Budoia con il servizio antincendi. Siamo intervenuti il più presto possibile. Ormai qua c'erano già anche i pompieri e noi abbiamo dato un supporto, una mano, un supporto, no? In modo che tutto il bosco di dietro non prendesse fuoco, no? C'erano più, non so, un centinaio di quintali di fieno, il danno è grave, molto grave. Ancora a cronaca, nuovo avvistamento di lupi in Friuli, questa volta l'incontro ravvicinato è avvenuto a Pannellia di Sedegliano, a pochi metri dalla zona industriale. L'esemplare è stato fotografato ieri mattina e testimonia ancora una volta come i branchi si stiano avvicinando alla pianura e alla città, alla ricerca di cibo e di territori non insediati da altri branchi. Solo 3 giorni fa altri 2 lupi erano stati notati ad Andrazza di Forni di Sopra. Sì ai domiciliari nel proprio paese se fa parte dell'Unione Europea al posto del carcere in Italia. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di un avvocato di Trieste. Vediamo.
Questi domiciliari possono essere scontati nel proprio paese di origine purché nella Unione Europea, se non si dispone di una residenza in Italia. Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso dell'avvocato triestino Giovanna Augusta De Manzano, che chiedeva che la misura cautelare fosse scontata da un cittadino sloveno accusato di immigrazione clandestina nel proprio paese, non avendo un luogo dove risiedere in Italia. L'uomo era finito in carcere, sia il GIP sia il Tribunale del Riesame avevano rigettato l'appello dell'avvocato De Manzano. La Corte però ha annullato il provvedimento, rinviando per un nuovo giudizio al Tribunale di Trieste. Sono molto soddisfatta della decisione che ha assunto la Corte di Cassazione e che si è espressa appunto favorevolmente circa la possibilità di eseguire gli arresti domiciliari in un altro Stato dell'Unione Europea, favorendo in questo modo chi non ha un domicilio in Italia. Personalmente ritengo che questa sentenza, che è la seconda in Italia conforme, sia una pietra miliare di civiltà non solo giuridica ma anche sociale. L'avvocato De Manzano in passato aveva dato ospitalità anche a un combattente ceceno, Boris Abubakarov, ai domiciliari e per il quale la Russia chiedeva l'estradizione, poi negata. L'ho assistito nella procedura di estradizione qui in Italia di fronte alla Corte d'Appello di Trieste e una volta che mi sono resa conto che le prove fornite dalla Russia erano assolutamente infondate e probabilmente non era neppure lui la persona che stavamo cercando, ho deciso appunto di ospitarlo agli arresti domiciliari a casa mia, non avendo lui un domicilio. E parliamo adesso del taser, la pistola elettrica che permette di immobilizzare i malviventi. Alle questure del Friuli Venezia Giulia arriverà a maggio. In uso alle forze dell'ordine italiane il taser, la pistola elettrica che è già stata utilizzata contro i malviventi a Roma e Milano. Presto il nuovo dissuasore arriverà anche nelle questure del Friuli Venezia Giulia. Sono partite le prime distribuzioni, sono 18 le città nel nostro territorio nazionale che utilizzeranno questa pistola. Per quando vederla in Friuli Venezia Giulia, la distribuzione sarà credo per maggio. Un'arma che ha sollevato non poche polemiche, ma secondo il sindacato FSP servirà a tutelare poliziotti e non solo. Questa taser, questa pistola dissuasore elettrica, spara a 2 dardi alla distanza da 7 a 11 metri per avere la sua efficacia. Attraversa anche chiaramente gli indumenti. Sono 2 dardi che aprono un circuito e collegati a un filo elettrico, si chiudono al momento del contatto del corpo, vengono utilizzati chiaramente non in parti vitali, quindi dalla pancia alle gambe o alle braccia e immobilizzano perché creano delle scariche di 5 secondi ogni 20. E adesso per quanto riguarda l'istruzione, il nuovo anno scolastico in Friuli Venezia Giulia si aprirà il 12 settembre. L'ultimo giorno di lezioni sarà il 10 giugno, lo ha deciso ieri la Giunta regionale. Primo suono della campanella il 12 settembre, l'ultimo il 10 giugno. Il nuovo calendario scolastico del Friuli Venezia Giulia è stato approvato dalla Giunta Federica su proposta dell'assessore Alessia Rosolin. Fermo restando l'andamento della pandemia da Covid-19, che almeno sulla carta dovrebbe mollare la presa, il prossimo anno scolastico vedrà gli alunni tornare sui banchi in presenza con una data ufficiale. Tuttavia sarà prerogativa dei dirigenti scolastici, in base alle esigenze, anticipare la partenza. Tenuto conto delle festività e della sospensione regionale delle lezioni, i giorni effettivi di scuola saranno 206, tutti a casa il 31 ottobre, il 1 novembre, dal 24 dicembre al 7 gennaio, dal 20 al 22 febbraio, dal 6 all'11 aprile, dal 24 al 25 aprile, salvo poi gli studenti assentarsi l'8 dicembre, il 1 maggio e il 2 giugno. Un calendario ufficiale, insomma, che non dovrebbe subire ritocchi. La giunta regionale terrà comunque monitorato l'andamento dei contagi legati al coronavirus e nel caso in cui il Covid dovesse rialzare la testa, non solo da escludere modifiche. Voltiamo ancora a pagina, bilancio record per la Sparcasse di Bolzano, la Cassa di risparmio di Bolzano che ha lanciato un'OPA su Civibank. Vediamo. Si è chiuso con un utile netto di 72,6 milioni di euro il bilancio 2021 della Sparcasse di Bolzano, il più alto della storia della banca, con un incremento del 139,6% rispetto all'anno precedente. Il Consiglio di amministrazione, che ha approvato la bozza di bilancio, proporrà all'Assemblea degli azionisti un dividendo di 33,3 centesimi per azione. Fra i dati positivi del bilancio della banca, che ha presentato un'offerta pubblica di acquisto delle azioni della Civibank di Cividale, c'è il miglioramento della solidità patrimoniale, CET1 cresciuto dal 13,83% al 14,86%. La percentuale dei crediti difficili è scesa all'1,3% rispetto all'1,8% del 2020.
E adesso andiamo a Bordano, dove stamattina è stata riaperta la Casa delle Farfalle. Ci colleghiamo in diretta con Daniele Paroni che ci racconta tutto. A te la linea, Daniele. Ancora buongiorno da Bordano, da dove abbiamo trasmesso la diretta del campanile, perché qui si apre finalmente dopo lo stop imposto dalle limitazioni della pandemia. Siamo nella serra Amazzonia e vedete che c'è quella farfalla dove c'è il bar. Le farfalle sono con due colonne di questa struttura, ovvero sia Manuela Rossi e Francesco Barbieri, che sono di fatto due biologi, ricercatori, e sono persone che vogliono bene a questi animali, e vedete che non mi abbandonano le farfalle. Ne ho ben 3 sulle mie spalle. Questo è un luogo quasi magico, Francesco. Sì, si può dire così. Qui siamo nella serra dedicata all'Amazzonia, quindi anche le farfalle che sono sopra di te, che sono appena nate oltretutto, appartengono proprio a questa regione, quindi Centro e Sud America. Adesso con Emanuele stiamo proprio liberando le farfalle nate stamattina. Eccole, questo è il primo volo che fanno. Guardate, alcune hanno questo colore blu meraviglioso, che sono le famose morfo, sono le farfalle più famose al mondo, perché come potete immaginare, guardate che colore, cioè è qualcosa di veramente incredibile. Notate il colore mimetico, i finti occhi nella pagina inferiore che hanno un significato mimetico. Invece, ad ali aperte, come vedete, questo è un maschio, ecco, questa livrea blu metallica meravigliosa, serve a conquistare le femmine. Qui abbiamo diverse specie che stiamo liberando, tra cui ad esempio la famosa farfalla monarca, quella che fa migrazioni di migliaia di chilometri dal Messico al Canada. Questa viene dal Costa Rica in realtà, quindi non è una popolazione migratrice, non appartiene, appunto, lei non migra, però come vedete questi bellissimi colori. È una farfalla velenosa, non mangiamola perché ha delle sostanze tossiche. Ovviamente noi non mangiamo farfalle, ma gli uccelli si guardano bene a assaporarla, e le riconosce proprio dal colore, perché i colori in natura hanno anche questo significato. Attenzione, non mangiatemi. E allora, da questo inno alla vita, e qui farfalle vuol dire anche libertà, e con quello che succede a non tanti chilometri di distanza da noi, questa è una piacevole contraddizione, insomma, e ne liberiamo ancora di farfalle qui da Bordano, dove la Casa delle Farfalle ha riaperto i battenti. Grazie Emanuela, grazie a Francesco e a tutti gli amici della Casa delle Farfalle, grazie al nostro Simone Caramaschi per il supporto tecnico. A voi. Grazie Daniele. Un gelato giallo-blu come i colori della bandiera dell'Ucraina, l'iniziativa solidale promossa a livello nazionale per raccogliere fondi da destinare a Emergency, passa anche da Udine. Siamo andati in via Cividale per saperne di più. Anche voi, Mario Zanetti, avete deciso di aderire. In che cosa consiste l'iniziativa? Abbiamo aderito a questa iniziativa che è stata promossa al SIGEP nel weekend scorso nella fiera del gelato, per supportare nel nostro piccolo l'Ucraina. I fondi verranno devoluti a Emergency. Il giallo è il giallo di una crema pasticcera, abbiamo creato noi la crema pasticcera, quella che usiamo solitamente. Invece il colore blu è uno yogurt che è stato, gli è stato messo fiori di pisello dalla Germania, e abbiamo ritenuto opportuno fare anche la domenica, perché probabilmente più di qualcuno che faceva piacere passare per mangiare una pallina del gelato per fare beneficenza non riesce per lavoro, per altri motivi personali. È un modo anche per, in un certo senso, inaugurare in beneficenza poi la bella stagione che ormai si sta avvicinando, la stagione del gelato. Dopo 2 anni di chiusure, proprio in primavera, tra marzo e aprile, che ci hanno chiuso per 2 anni, diciamo che la cosa è positiva, anche il bel tempo, tutto quanto ci aiuta. E in chiusura allo sport, Udinese di scena alle 15 al Maradona, impegno proibitivo, ma Cioffi chiede ai suoi punti. Sentiamolo. Approccio, mentalità, resilienza, volontà e di conseguenza gioco. A queste condizioni noi siamo una squadra che può dar fastidio a tutti. Noi dobbiamo rispettare e accettare con serenità la decisione dell'arbitro, che è un elemento umano della partita,
fa un lavoro difficilissimo, perché comunque esce sempre sconfitto dalla partita, perché una delle due perde o pareggia e comunque scontenta tutti, ha grandissime responsabilità e grandissime pressioni, quindi quello che noi ci siamo detti è che bisogna accettare e rispettare le decisioni prese senza nessun alibi. Quello che mi aspetto è nessuna rivincita, ma solo la grandissima, no grande, la grandissima volontà di tornare a Napoli, da Napoli, con dei punti che per noi sono fondamentali per la salvezza. Noi dovremo cercare di essere perfetti il più possibile nella lettura dei momenti che saranno fondamentali, in una nostra fase difensiva aggressiva, maschia, in una fase offensiva propositiva. E per quanto riguarda la formazione titolare da schierare, Cioffi ha un solo dubbio: vuole dare continuità all'impianto di gioco delle ultime gare, ma con il rientro dalla squalifica di Wallace si apre il ballottaggio sulla mezzala sinistra tra Makengo e Arslan. In difesa Ziegler al posto dell'infortunato Perez. E per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.